Claudio Sinigaglia, consigliere regionale del Partito Democratico, è tra i firmatari di una proposta di legge che va a regolamentare il gioco d'azzardo nella nostra regione. Quali sono i contenuti principali di questa iniziativa? Il progetto di legge prevede un piano triennale per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del gioco d'azzardo patologico e quindi dà dei compiti alle ULS per attivare progetti appunto di prevenzione, istituisce il numero verde regionale e poi dà la possibilità di applicare gli interventi per la patologia trattandoli come sperimentali, in attesa vengano definiti come livelli essenziali di assistenza. Poi introduce della premialità dal punto di vista fiscale per gli esercenti che non avranno la slot machine, il video lottery nel proprio spazio, e quindi attraverso la premialità cercherà di scoraggiare l'utilizzo di questi giochi d'azzardo.